Movimento 5 Stelle Sardegna, bilancio, Nuoro e Campo Largo. Vi siete mai chiesti cosa succede quando una comunità si unisce per celebrare il cambiamento e guardare al futuro con speranza? Immaginate un teatro gremito in Sardegna, un'atmosfera vibrante di entusiasmo. È qui, nel cuore di Nuoro, che si è svolta la prima grande festa regionale del Movimento 5 Stelle. Un'occasione speciale non solo per fare il punto sul primo anno di governo regionale, ma anche per lanciare un segnale forte di unità e determinazione. L'arrivo della Presidente della Regione, Alessandra Todde, ha acceso subito la sala. Con passione, ha voluto condividere un dato che segna una svolta nella storia dell'autonomia sarda. La disoccupazione è scesa dal 10,2% all'8,7%. Un risultato accolto con gioia, perché, come ha sottolineato l'assessora regionale al lavoro Desiree Manca, dietro questi numeri ci sono le vite delle persone. Proprio Manca ha ricordato con sincerità e un pizzico di sorpresa come ha accettato la sfida di guidare un assessorato considerato uno dei meno appetibili. Mossa che dimostra la sua voglia di affrontare le sfide per ottenere risultati concreti. Nonostante un anno definito difficile e tortuoso, Alessandra Todde ha espresso fiducia nel futuro della Sardegna, specialmente con una squadra unita e determinata. Ha voluto sottolineare come il duro lavoro, il metodo e l'amore per la propria terra portino a risultati tangibili, citando ad esempio le bonifiche della Maddalena e l'importante legge sulle aree idonee. Un'attenzione particolare è stata riservata alla sanità, definita un aspetto cruciale per la vita dei cittadini, per la quale si stanno compiendo grandi sacrifici per riprendere una situazione che sembrava critica. Ma la festa è stata anche l'occasione per un importante annuncio politico: il lancio della candidatura a sindaco di Nuoro del senatore Emiliano Feno. Scelto dal suo partito e dal Campo Largo Sardo, la coalizione che ha vinto le elezioni regionali, Feno ha espresso la sua principale preoccupazione: mantenere unita questa grande alleanza per fare qualcosa di importante per la città. Con uno sguardo al futuro di Nuoro, Feno ha percepito un potenziale elevato e un clima di speranza crescente. Alessandra Todde ha rimarcato come la candidatura di Feno rappresenti, dopo tanti anni, la riunione del campo progressista a Nuoro, un segnale di competitività e di speranza per la città, sull'onda dell'unità dimostrata alle regionali e alle comunali di Cagliari, Sassari e Alghero. Durante l'evento, arricchito dagli interventi in videoconferenza di Giuseppe Conte e Nicola Gratteri, si è discusso di temi fondamentali per l'isola come sanità, il progetto Einstein Telescope, politiche giovanili, energia, trasporti, lavoro, sviluppo economico ed enti locali. Alessandra Todde ha evidenziato come questo momento sia una verifica della capacità del movimento di accogliere le istanze della gente. Roberto Fico ha elogiato il lavoro svolto in Sardegna come un esempio da seguire a livello nazionale, parlando di un movimento consolidato e di un campo largo unito pronto a espandere questa esperienza. La presidente Todde ha ribadito con forza che la loro non è un governo di chiacchiere, ma di persone che amano la loro terra e che lavorano per riportare la Sardegna al posto che le spetta in Italia, in Europa e nel mondo. Ha inoltre espresso la sua convinzione che l'unità del Campo Largo, che sta dando risultati in Sardegna, possa sorprendere positivamente anche a livello nazionale. Considerando l'entusiasmo, gli obiettivi presentati e la ritrovata unità, quali orizzonti si apriranno per la Sardegna e per Nuoro nei prossimi mesi?